A mezzanotte in punto si sente un gran rumore, sono gli scariolanti le riderà che vengono al lavoro. In 35 c'erano che avevano travagliato, in 35 avevano travagliato lo stesso luogo. Erano i Sigantini allora? Era Sigantini. E dopo sono tornata a venire con me, io con elle, via, in 50. C'era da gente che aveva 60 anni. Questa era una ceppa che faceva 1,20 metri. Come si chiamava questo paese? Boccasuolo. 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 A 60 km da Modena, sarebbe come da Chive o da Ajaccio. Come si chiamava? Emilia Romagna. Andavano a lavorare anche in Toscana, perché non ce n'era mica in Toscana, Segantini, erano tutti carbonari in Toscana, facevano un carbone. E da noi erano Segantini e andavano anche in Toscana a segare tavole di castagno. Perché prima qui venivano le equipe da colà, anche da me, venivano, segavano tavole di castagno e poi tornavano in Italia. In Vigo hanno fatto le tavole, cantelli di castagno, per fare mobili e tavole, tutto per fare così, per fare mobili e tutto. E poi prima era l'uso qui, che tutto ognuno aveva tavole di castagno in casa. Ah, bon? Perché casse da morte? Fornivano le tavole, in due c'era un morto o un bancalago, un falegname. E tutto ognuno aveva tavole di castagno. Dicevano, un manco aveva una canna di tavole per le casse da morto. Una canna di tavole? Una canna che era 12 metri quadrati. De volte lampendo, così infalata, si dispiacciono 20-30 metri. Non c'è mica essere da sotto, eh? Ah, ma da sotto. Quando tagliate una pianta voi non avrete mica bisogno. Ci vuole sempre stupito. Riscatenuto. Stupito. Stupito, vedete, sono viene qui, vi girato. Ma se trapassate, se pas bon, c'è stupito. Ho fatto un po' il 48 militare e dopo il militare sono un po' venuto e sono venuta in De Me, sono andato a lavorare in Maremma ancora. Sono venuto in Maremma il mese di febbraio ed aprile sono ripartito in corso. In corso. D'accordo. Allora, come si chiamava l'impresario? Venite come... Chi? Poli François. Poli François. Ed era un uomo bravo? Ah, era bravo. Nulla di. È venuto in paese, non colato a mandare, cercava l'equipe. Allora noi avevamo formato un'equipe, eravamo 11, ma lavoravano per l'inglese, ma dopo sono giunti gli inglesi e hanno pigliato elli. Se attraverso che andavano alle colonie di inglesi, insomma, lo riportavano. Come si calcivano attraverso? Si sceglie un pino? Prima Un pino non lo scegliamo mica, i pini erano martellati dai guardie. Dei guardi. Allora, se vediamo che un pino non ci veniva nulla, non lo tagliavamo mica, perché ci voleva che vedessimo che un pino ci potesse sorte o manco ogni pezzo, 2 traverse, una per parte, e ormesavamo quasi. Ma se no c'era degli pini che ne facciamo fino a 14 in un ceppo, 1,40 m di diametro, che se venite con l'anzu, vi faccio vedere i pini che avevamo tagliato. 1,40 m di diametro, ci voleva segarle, uno annanto con l'anzu e uno sotto. Questo dia come Bobagia de fare di spezza Seviglia e farle rullare. Voilà, poi per spiazzarle, sia o per girarle, o per avanzarle, o per spiazzarle, facciamo passare per sotto, voilà. Anche alzarle, che dopo tanto mettiamo un legno sotto, e tutto posso fare, ma mica biglie tu che così, anche biglie tu dopo. Sono gli scariolanti le riderà
che vengono al lavoro. Volta, rivolta e torna a rivoltare. Noi siamo gli scariolanti le riera che vanno a lavorare. Voilà, qui era la nostra baracca, il nostro chaminè, e siamo stati d'inverno e accendiamo un fuoco qui. Voilà. Qui ce n'era un'altra baracca e noi eravamo 11 persone. Volta, rivolta e torna a rivoltare. Noi siamo gli scariolanti le riderà che vanno a lavorare. Oh, secondo, serve questo per trasformare a misura che uno vuole una vita. Tagliarlo un piede e poi più c'è la sega. La sega è quella quando lo si è fatto carré a viglia, c'è la sega, che ce n'è uno sopra e uno sotto. Questa è la piola per allineare e viglie alla misura che uno voleva. Il spessore era 12 a 13, era limitata qui, e 26 di largo e 2,60 di lungo. Facciamo allo stesso tempo delle volte anche le tavole di pino. Quando c'era un bello pino rosso, facevamo le tavole, che chiamavano un miscelè, e lo trattavamo con il brusino, che delle volte pondavano anche in un fiume e ci passavano anche le pesci. Ti venne tanti anni fa a Campirosciò e poi un cucchino su in montagna.